Dopo la conquista matematica dei playoff, ora è tempo di cercare la miglior posizione possibile in griglia playoff per la Torres, che al Comunale Mariano Leoni affronta un Orrolese già certa nel ritorno in promozione. Intanto tutto pronto, arriva il fischio d'inizio. Attenzione alla conclusione dalla distanza, la palla che termina alta di pochissimo. Ha provato a calciare Alessandro Aramu, perde il pallone. Attenzione al contropiede della Torres, prova a lanciarsi ora Chelo all'interno dell'area. Chelo, il cross verso il centro, ribattuto ancora calcio d'angolo per la Torres. Sfida vivace in questi primissimi minuti. Attenzione all'Orrolese che prova ad avanzare qui con Podda, punta il fondo Podda che sa inseguire. Ottima l'uscita di Pinna, ma attenzione perché il pallone è ancora buono per l'Orrolese al limite dell'area, quasi è vincente l'intervento di Scioni. Attenzione perché Chelo in vantaggio, protegge il pallone Chelo e arriva il gol della Torres. Gol del vantaggio rossoblu al 13° minuto di gioco, assist direi a tutti gli effetti di Ettore Pinna, che ha visto la fuga in profondità di Michele Chelo, bravo a prendere il tempo al suo marcatore. Mattia Cherchi protegge bene poi la sfera e batte Emanuel Piroddi per l'1-0 rossoblu. Palla al piede molto bene Uleri che apre alla grande verso Sarrizzu. Attenzione alla Torres, ancora in contropiede, tiene il pallone in campo Sarrizzu, si avvicina all'area, entra all'interno dei 16 metri, poi lascia partire una conclusione deviata in corner da Piroddi. Intanto seguiamo Sarrizzu, ancora Sarrizzu, serve Uleri, pallone sul sinistro, prova la botta col mancino, pallone deviato in calcio d'angolo. Attenzione perché c'è spazio per Mereu verso il centro, Vitellaro controlla il pallone, lo sposta sul sinistro e che gol per Davide Vitellaro, pareggia l'Orrolese a sorpresa al 9° minuto di gioco ed è un gran gol per Vitellaro. Si è spostato il pallone sul mancino e ha battuto Pinna con un tiro in diagonale. Sulla destra c'è invece Caddeo. Caddeo vede la porta e centra una clamorosa traversa. Attenzione ancora l'Orrolese, ripartenza travolgente, cercare di ritrovare il vantaggio e anche di rischiare qualcosa in meno. Qui un contrasto duro tra Scioni e già si accendono gli animi. Attenzione, qualche spintone con Cristian Cherchi per l'Orrolese tra i protagonisti. E ora attenzione perché l'arbitro ha in mano il cartellino rosso, espulsi De Palmas e Cherchi. Attenzione a Sarrizzu, il pallone sul sinistro, lo sposta Sarrizzu e la gran risposta di Piroddi, poi allontana l'Orrolese. Chelo, stop con il petto, la battuta al volo di Michele Chelo, il pallone alto, non di tantissimo. Sarrizzu, buono lo spunto di Sarrizzu, un rigore in movimento, anzi ancora più facile per Vittorio Spanu che riporta avanti la Torres 2-1 al Mariano Leoni di Orroli. Ora festeggia in direzione dei compagni di squadra. Tanta generosità, un po' meno precisione nella sua prova odierna, qui già in maniera del tutto scordinata, intervento pericolosissimo, infatti arriva il rosso diretto meritato per il difensore dell'Orrolese. Il gol del 3-1, quello che avrebbe chiuso definitivamente la contesa. 3-1 che arriva ora e la firma è di Antonino Piriottu, classe 2001 della Torres, che sigilla così il successo. Questa partita non semplice. La presa e arriva il triplice fischio da parte del signor Francesco Fabello di Trento. La Torres batte per 3-1 l'Orrolese nel 29° turno del campionato di eccellenza regionale